Ci troviamo nel territorio di Tratalias, nel Sulcis, che con i suoi oltre 50 monumenti di età nuragica distribuiti in circa 30 km quadrati di estensione è indubbiamente uno dei comuni con una delle densità più alte di emergenze archeologiche di età nuragica di tutta la Sardegna. Iniziamo qua il nostro percorso da uno dei nuraghi indubbiamente meglio conservati di tutto il sud-ovest dell'isola. Parliamo del nuraghe Cuccu, che prende il nome dall'adiacente Medau, realizzato attorno a metà del Settecento e abitato fino a pochi decenni or sono. Il nuraghe alle mie spalle è un nuraghe appartenente alla tipologia dei nuraghi monotorre, ovvero costruito con un'unica torre di forma troncoconica, realizzato durante l'età del bronzo, tra il 1800 e il 1700 a.C. È costituito da filari di grandi pietre di origine vulcanica, pesanti mediamente 2 tonnellate. Alcune pietre pensate arrivano a pesare anche 5 tonnellate, come l'architrave, come quella grande pietra che possiamo vedere sopra l'ingresso, una pietra squadrata, più lavorata rispetto alle altre e sovrastata da una piccola fessura chiamata finestrella di scarico. Ora, quella finestrella per alcuni serviva a scaricare il peso dei filari superiori ai lati per evitare appunto di sovraccaricare l'architrave, che così si sarebbe spezzato, e secondo altri invece serviva a far entrare la luce all'interno della camera. L'apertura è esposta a sud, come la maggior parte dei nuraghi di tutta la Sardegna, e oggi si conserva per un'altezza residua di circa 5 metri, però dovete pensare che in età nuragica, quando il nuraghe era ancora intatto, probabilmente superava i 15 metri di altezza. Aveva infatti 3 camere sovrapposte. Oggi si conserva solamente la camera del piano terreno, le altre 2 probabilmente sono crollate e le sue pietre sono state poi utilizzate successivamente per realizzare altre strutture, come questa grande corte per il bestiame o queste abitazioni che, come vi dicevamo prima, hanno ospitato diverse famiglie fino ad alcuni decenni fa. Si tratta di un nuraghe appartenente alla categoria dei nuraghi arcaici. Vedremo appunto all'interno quali sono le sue caratteristiche architettoniche. Seguitemi. Ed entriamo ora all'interno della struttura. Troviamo subito un corridoio alto circa 3 metri che ha una chiusura particolare chiamata ad ogiva, come fosse una sorta di arco a sestacuto. E dopo 1 metro circa incontriamo 2 nicchie, 2 aperture ricavate all'interno dello spessore murario. Non sappiamo quale fosse la funzione di queste nicchie, per alcuni appunto serviva per scaricare il peso delle mura, per altri invece serviva per fare da garitta per 2 guardie che stavano appunto all'interno dell'edificio. E proseguiamo il nostro cammino, proseguiamo e vediamo all'interno la torre, il piano terra di questa torre con delle grandi pietre di origine vulcanica appena sbozzate, che tendono, come vedete, a chiudersi man mano che si sale verso l'alto. Sono dei filari di pietra che sporgono di 1 centimetro man mano che si sale. In origine, ovviamente, il tetto era chiuso con una cupola che noi chiamiamo tholos. I filari sono intervallati da pietre un po' più piccole, chiamate zeppe di rincalzo. Oltre a queste pietre più piccole vi era anche della terra, che serviva per cercare di compattare meglio i filari, le pietre. E sempre all'interno della struttura possiamo notare la presenza di 3 aperture, che noi chiamiamo nicchie, e sono disposte secondo i punti cardinali, quindi abbiamo quella occidentale, abbiamo quella settentrionale e quella orientale, mentre invece lo ricordiamo l'ingresso rivolto a sud. E poi vi è un'altra apertura. Sul lato sinistro, per chi entra dalla nuraghe, vi è un'apertura sopraelevata. Ebbene, questa apertura contiene un vano scala, quindi una scala che, girando in maniera elicoidale e in senso antiorario all'interno delle mura, conduceva ai piani superiori. Ecco perché il nuraghe Cuccu è un nuraghe arcaico, un nuraghe molto antico, perché a differenza di nuraghi più recenti che presentano il vano scala nel corridoio di accesso, in genere sul lato sinistro, e con una scala che percorreva le mura
in senso orario, i nuraghi più antichi, come appunto i nuraghi arcaici, hanno una scala che sta nella camera interna ed è sopraelevata. Probabilmente si raggiungeva questo vanoscala con una scaletta di legno. Tenete conto che dove ci troviamo ora abbiamo un piano di calpestio che è sopraelevato rispetto a quello originale, che probabilmente sta a circa 1 metro sotto. Il nuraghe Cuccu fa parte di un grande complesso di nuraghi. Ricordiamo appunto che nel territorio di Tratalias se ne contano circa 25 e probabilmente fanno parte di un unico sistema di controllo del territorio. Un territorio che è ricchissimo, un territorio che è sempre stato sfruttato per fini agricoli o pastorali, ma non dimentichiamo anche la sua vicinanza al mare. Alcuni di questi nuraghi verranno abbandonati con la fine della civiltà nuragica, attorno al IX secolo a.C., altri ancora verranno riutilizzati nei secoli successivi, nei millenni successivi. Ora non sappiamo se in età punica, romana o medievale questo nuraghe è stato riutilizzato, ma sicuramente alcuni secoli fa venne utilizzato anche per il ricovero del bestiame e probabilmente insomma gli abitanti del Medao accanto provvedevano a pulirlo. Ecco perché si è conservato così bene fino ai giorni nostri. Non dimentichiamo infine che la civiltà nuragica è quella che ci ha lasciato maggiori testimonianze dal punto di vista monumentale in Sardegna, una civiltà che nasce attorno al 1800 a.C. e proseguirà insomma fino all'età del ferro, fino al X secolo a.C., lasciando quasi 9.000 nuraghi, migliaia di tombe di giganti, centinaia di pozzi sacri e altri templi che possiamo osservare in tutta la Sardegna.